Ciao ragazzi, rieccomi qui dopo poche ore del video precedente. Oggi sono al Turcio, attenzione qua in ottima compagnia come sempre. E oggi niente, brevissimo video tanto per mostrarvi la mia prima ciaspolata fatta per conto mio, diciamo. Adesso vi mostro. Attenzione ragazzi, prima volta con le ciaspole nuove, dicevo TSL, pronte qua a essere inaugurate. Adesso andiamo all'attacco di Cima Ekar. Intanto ho inforcato le super ciaspole che per ora performano bene e andiamo avanti dai. Ciaspole che fanno il loro degnissimo lavoro e per ora non posso rimproverare niente, è veramente un bel articolo, ottimo. Guardate ragazzi che spettacolo. Tanto ragazzi stiamo battendo traccia e qui via delle impronte animali, altre non ce ne sono. Tutto stupendo, guardate che paesaggio. Anche Michael approva pienamente questo panorama. Passo dopo passo verso la vetta che è giusto sopra questi alberi. Ecco ragazzi, qui da Cima Ekar è tutto perché purtroppo il sole è tramontato e inizia anche a far freschetto. La prima ciaspolata della mia vita, diciamo, in proprio è andata bene, ma anche questo giro come sembra, come è stato? Bello, semplice, io non avevo le ciaspole, ho un po' faticato, però adesso provvederò a prenderle anch'io, perché bello, sembra Questa bello. sarebbe una buona idea, sì, effettivamente. Così poi si fanno un po' robe un po' più serie, dai. Sì, effettivamente diciamo che io ho faticato un po' meno i bastoni e tutto, però ecco dai, buona uscita, buona la prima. Adesso ragazzi del tramonto qui di... Guardate che spettacolo, ragazzi, tutto il lettopiano innevato, mai visto così negli ultimi anni. Tutta la conca bianca, perfetto, veramente tanta roba. E niente ragazzi, il prossimo giro vedremo di fare qualche montagna nuova e intanto vi salutiamo e niente, spero che il video sia stato carino e comunque grazie a queste ciaspole qua TSL, marca consigliata, ne vale la pena.